Nel quartiere San Bortolo la mancanza di posti auto è la priorità in questo periodo per i cittadini che gravitano in zona. I parcheggi che sono in corso di potenziamento nell'area privilegiano gli utenti dell'ospedale, secondo i residenti e commercianti, che per questo chiedono al comune maggiore attenzione anche alle loro esigenze. A lei cosa sta più a cuore? Non ci sono parcheggi. Siamo messi malissimo, malissimo, i clienti non possono neanche fermarsi e per cui si perdono vendite. Ecco. Primo tra tutti è il parcheggio, ma poi anche lo spaccio di droga che è in via Stichello, Macello. Sì, parcheggi perché dall'ospedale adesso che è chiuso uno la gente non sa più dove mettere la macchina, a parte il parcheggio che c'è più avanti. E basta, e poi l'alta velocità in questa via. 3-4 volte alla settimana nelle strisce pedonali succede incidenti, investimenti, insomma. Il problema è proprio per i negozi, perché chi deve affrontare un acquisto non può assolutamente fermarsi se non pochissimi minuti, insomma. Quindi è chiaro che il parcheggio è una cosa sentita. Adesso è andata un pochino giù la zona, decisamente, hanno chiuso dei negozi, prima c'era molto più passaggio. C'è divieto di sosta ovviamente, ma qualche volta divieto di fermata. Se qualcuno si ferma a prendere anche 3 pastine, arriva il vigile e gli dà la multa anche se si è fermato, perché applicano la legge che bisogna essere almeno in 2 dove c'è la possibilità della fermata, uno resta in macchina e non scende, ma la maggior parte viene da sola e quindi